siamo riusciti a raggiungere un risultato importante anche in un'ottica di collaborazione fra regioni a statuto speciale e governo. Un conguaglio che per il Friuli Venezia Giulia vale circa 37 milioni per i prossimi 3 anni, per quanto riguarda le eventuali minori entrate dovute a misure nazionali attuate dal governo per l'abbattimento dell'IRPEF nella legge di bilancio dello Stato 2025. È il risultato raggiunto in un'ottica di collaborazione tra regioni a statuto speciale e governo, ha spiegato il governatore Massimiliano Fedriga. Questo ha comportato minori entrate per la regione, ma sentenze della Corte Costituzionale invece dicevano che se queste misure comportavano una crescita, e come è avvenuto, nulla si doveva alle regioni a statuto speciale. Malgrado questa sentenza, il governo, in accordo con noi, ha riconosciuto 250 milioni di euro a tutte le speciali in 3 anni, che si traducono circa in quasi 37 milioni di euro per il Friuli Venezia Giulia, ma la cosa fondamentale è che si è appunto transitati attraverso un accordo pattizio, quindi non è stata una decisione unilaterale del governo, ma in accordo con le regioni a statuto speciale, che è fondamentale per tutelare la nostra autonomia. Ulteriori risorse sulle quali potrà contare la regione che ha appena licenziato la finanziaria più ricca della sua storia. Tanti fondi che vengono impiegati in tutti i settori in cui opera l'amministrazione regionale, non c'è un settore in cui in qualche modo abbiamo lasciato indietro qualche iniziativa, qualche idea, qualche attività. È evidente che la sanità come sempre la fa da padrone, quindi è il settore su cui vengono stanziate maggiori risorse, ma altrettanto vero che molto si è cercato di puntare sulla famiglia, quindi misure per cercare di promuovere la natalità, l'occupazione femminile, misure che si vanno ad aggiungere a quelle già esistenti all'interno della regione, che fanno del Friuli Venezia Giulia un punto di riferimento nazionale per questo tipo di attività.